Oggi abbiamo presentato i due eventi che verranno fatti in occasione dei 30 anni della Città della Speranza, un compleanno importante che celebra una fondazione che è un orgoglio della nostra regione. I due eventi saranno l'8 di dicembre al Teatro Verdi a Padova, un concerto che si chiamerà Mille Cuori, e poi il vero e proprio compleanno al 16 dicembre al Teatro Geox, sempre a Padova. Quindi celebreremo alla grande la Città della Speranza in 30 anni che l'hanno vista nascere, crescere, diventare una grande realtà della Regione Veneto, che sarà ancora più grande, una realtà che unisce la ricerca, il volontariato, il dare ai prossimi, ai bambini, e diciamo, le malattie e anche quella che è la sofferenza delle famiglie. È un supporto, Città della Speranza è un supporto importante e fondamentale della nostra regione, e un supporto che nasce dalla ricerca dei privati, ma che poi insomma fa del bene a tutti noi, quindi noi tutti siamo Città della Speranza. Credo che noi arriveremo a guarire tutti i bambini. Ovviamente i passi per fare non li conosciamo ancora tutti, no? Ma quelli che conosciamo e che possiamo fare cercheremo di farli, tipo ad esempio quello di fare la Self Factory, quindi sarà la prima Self Factory che lavorerà sul bambino nell'ambito della Regione Veneto, è uno dei primi in Italia, sicuramente arriveremo lì. Oggi ce n'è una al Bambino Gesù. Abbiamo un investimento programmato di oltre 2 milioni di euro solo per questa prima Cell Factory, ma sicuramente sarà un passo decisivo. Quindi dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare e faremo tutto quello che servirà per arrivare a guarire tutti i bambini che si ammalano di malattie gravi. Deve essere fatta questa legge, io è da 30 anni che la chiedo, una legge che vigili su chi opera nel volontariato, che chiarisca tutto, i rimborsi spese, come vanno fatto, dove vengono messi, perché dentro a ogni associazione di volontariato c'è il bene e qualche volta c'è anche il male, poi il male sporca tutti, non si fa distinzione. Quindi io dico, intanto chi sbaglia nel volontariato deve pagarla cara, perché si appropria sia della fiducia degli altri, sia sporca quelli che lavorano bene. Quindi io questa legge la sto chiedendo, certo che la politica ha difficoltà a fare leggi su questo, perché la politica vive anche sul volontariato quando è ora di elezioni, parliamoci chiaro, d'accordo? Però deve esserci un coraggio di affrontarlo questo, perché se cala il volontariato, se le donazioni a tutto l'associazionismo, non sto parlando di Città della Speranza, parlo in generale, no? La gente perde fiducia su questo, io credo che il sistema crolli. Oggi proviamo a tirare via tutto quello che fanno i volontari negli ospedali, negli ospizi, nei bambini con problematiche sociali, eccetera. Oggi è tutto retto dal volontariato, però si fa fatica a quantificarne il valore economico. Io credo che se qualsiasi ente pubblico pensasse di caricare sulle proprie spalle ciò che i volontari fanno in termini economici, io credo crollerebbe.